è semplicemente un problema di mettere a terra i progetti. E io ieri ho detto, sono molto felice che siamo finiti anche nel canale, nel corridoio, chiamiamolo così, del PNRR, perché questo aiuta sotto il profilo temporale a rispettare. È una corsa contro il tempo, io ho il dovere di dirlo. Tranchant, come sempre, il numero uno del CONI e presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, lo ha ribadito anche davanti al ministro Franceschini. Serve accelerare sul fronte delle opere utili ai giochi. Le risorse, complice il PNRR, stavolta ci sono. Il problema è avviarle con meno burocrazia possibile. Il ministro alla cultura a sua volta risponde a nome del governo e tra i due sembra calare un po' il gelo. Io ricordo il dibattito prima dell'Expo 2015 quando stava scritto in generale l'attesa che non ce l'avremmo fatta, ce l'abbiamo fatta bene, sia rispettare i tempi che poi l'evento, quindi sono sicuro che sarà così anche questa volta. Naturalmente dobbiamo impegnarci tutti. Blinda le due infrastrutture principali con relative risorse Luca Zaia. Bisogna correre. Dobbiamo correre, abbiamo due grandi opere, la variante di Longarone che è finanziata e la variante di Cortina che è finanziata, sono 600 milioni di euro già finanziati e quelle sono due opere che comunque devono vedere la luce. Longarone sicuramente la vedrà fino in fondo, Cortina ho qualche dubbio che arrivi proprio fino alla fine, però verrà impostata e quindi lì abbiamo una certezza. Sulle opere poi sportive non si discute. E non si discute, pare di capire, sulla realizzazione della pista da bob contestata da un ampio fronte ambientalista. Sul bob noi andiamo avanti, la prossima settimana, il 21, avrete qua la federazione che viene a spiegare tutto quello che è Bob Italia, Bob Mondo e quello che abbiamo intenzione di fare con la nuova pista di bob, che sarà meno impattante, più corta. Ma la giornata a Venezia è servita a Ministero e Fondazioni, di cui la Regione fa parte, a sottoscrivere uno specifico accordo illustrato dal CEO della Fondazione Vincenzo Novari. Tutto ruota attorno all'integrazione sport, turismo e cultura. Sarà pronto a breve un regolamento per la concessione di patrocini e contributi. Il protocollo è l'inizio di un percorso che lavora attorno a un'idea molto intelligente, affiancare alla grande offerta sportiva che avranno le Olimpiadi, anche l'offerta culturale del Paese, un'offerta infinita di patrimonio materiale e immateriale, di musei, di cinema, di teatri, di festival, di eventi, di libri. Quindi questo impegno consentirà di fare delle Olimpiadi in Italia un evento veramente unico al mondo.